sono due tronconi della seggiovia da Pera di Fassa che servono per raggiungere Pian de Pecei a quota 1800 metri come punto di partenza dell'escursione di oggi. Si segue quindi il comodo e largo sentiero delle leggende in direzione Gardeccia. Giunti a rifugio Gardeccia e Stella Alpina, si prosegue per sentiero 546, sempre largo e comodo, personalmente molto più ripido. Sì. Si inizia a intravedere anche il rifugio Preuss e anche il sentiero 542 che porta al rifugio Re Alberto, compreso tra Punta Emma e Torre Est. La telecamera fa il dip? Lo metterò dopo il dip, nell'editing. Ah, ok. Rifugi Preuss e Violet, a quota 2243 metri, ai piedi del Catinaccio. Comunque lì c'è un punto preghiera se vuoi prima. Già fatto. Se fino ad ora è stata una piacevole passeggiata, d'ora in poi inizia il sentiero per escursionisti esperti, il 542, che ci condurrà fino al rifugio Re Alberto I. Qualche roccetta da arrampicare nei punti dove sono più impegnativi, anche il cordino d'acciaio dove potersi aggrappare. Lasciamo le torri del Violet alle nostre spalle e sul facile sentiero escursionistico 542 ci dirigiamo verso il passo Sartner e il rifugio omonimo che costeggia il vallone del Gartel. Allora, com'è stata fino ad ora? Guadagnata. Opinabile com'è la struttura, di certo a livello architettonico hanno fatto un gran lavoro.
Ora ripercorriamo a ritroso sempre il 542, lo stesso sentiero dell'andata, e ridiscendiamo, quindi un'escursione che va da punto a punto. Allora, com'è stata la salita e la discesa? Allora, salita impegnativa e discesa meglio di quello che pensavo, però bisogna stare attenti. Mi scusi signora Mucca, ma io dovrei andare a Pera di Fassa, per dove devo proseguire? Ah, per di là, ho capito. La ringrazio, salve!